Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Top Spin e Fioi. Aggiornamento comendiano, abbiamo portato il nostro tennista a livello 10 perché ho perso un'altra partita nella stagione erba, sinceramente, basta. Ho visto un 3-0, 3-0 devastante, ho detto Fioi qua non possiamo andare avanti così, quelli dei quarti sono almeno a livello 13-14, noi 6. A sto punto saltiamo qualche torneo e alleniamoci in una maniera un po' più devastante, perché dobbiamo allenarci tanto, sinceramente, perché siamo a un livello veramente scandaloso. Qua ho anche affronta due situazioni con bersaglio bronzo. Ah, forse non le ho fatte. Terreni di prova bronzo, vabbè. Quindi siamo un po' più forti adesso, per fortuna. Però la classifica ci vede 73esimi, disastrosi. Adesso abbiamo 50, diciamo, un dritto rovescio servizio, quindi nei fondamentali. Abbiamo un disastroso 0,5 come ranking race. Malissimo, adesso dobbiamo svegliarci però. No. Vai. Tornei abbiamo Elarco e Turtle. Io andrei in Messico, mi piace di più. Vedo che ci stanchiamo un po' per il viaggio. E siamo contro il livello 15, Cassian Guzman. Comunque, nonostante gli allenamenti, siamo ancora più scarsi, cioè pazzesco. È un po' più scarso sul dritto. Vuole male, vediamo se adesso riusciamo a fare qualcosa. Se neanche saltando dei match e con un allenamento più intensivo non riusciamo a vincere almeno un quarto, grave. Dai Fioi, contro Cassian Guzman. Vai, in Mexico. Dai che il Cume è un po' rigenerato dopo la pausa. È saltato praticamente tutti i tornei sulla superficie Erbas. Ecco, cominciamo subito bene, vedo. Questo è scarso in volée perché va su non si sa, infatti si vede. Godo. Dai. Come adesso vuole spaccare i culi. Fuori. Brutto errore del talentissimo, bello ma un po' pipposo. Buono. Bello questo. Come sono aperto il campo, ma sbaglio. Ecco. Calma. No. Ma guarda come spreco un 0,30, ma sono proprio una pipa. Poi neanche aumentando di livello miglioriamo. La cosa non mi piace. Il livello non lo abbasso, questo è poco ma sicuro. No, ai ai ai. Cioè io faccio i perfetti e lui comunque mi risponde così, che bello. Ok. Dai, di rabbia. Di rabbia, talentissimo, di rabbia. I miglioramenti si vedono, li sento, però il problema è che comunque sto qua mi tira. Mi hai parlato il mio forte però, vecchio. Grande, grande, grande Cuba. The Masterpiece Cuba. Questo è un servizio fortissimo, infatti. Vieni a rete che sei una pippa a rete. Mamma mia. Sì, yes! E vinciamo il primo. Male. Bello. Calma, come.
riesco a mirare bene i servizi. C'ho ancora fatto solo un ace in carriera finora. Bello, sto perfetto. Bello, mi hai messo in controtempo. Phenomenal. Male. Dai, cerchiamo di fare un 2-0. Per la prima volta andare sul 2-0. Provarci almeno. Eccola là. Troppo bello per essere vero. Andiamone un po' sul rovescio che è il suo colpo peggiore. Buono. Eppure la salva. Subito contro Break, che bello. Devo battere meglio però. Ma guarda come giocano. Ecco. E subito 1-1. Qua non ne vinco uno, raga, Qua non vinco. Secondo me il primo anno non ne vinco una. Finché non miglioro ancora. Su un bel colpo. Perché proprio non ho il servizio, non riesco ancora a farlo bene. Ah, come tirano sti qua. Guarda come batte! Ma dai però! Palle! Sento la pressione di sponsor, sono stufi di vedere Veneziano perdere. È sbagliato. Niente a fare. Ma perché sui miei perfetti riesce sempre a far perfetto? Mi apro bene il campo qua. Bravo Kuma. Bravo, bravo, bravo. Questo è un bel colpo. Bravo. Qua sbaglio. Bravo. Ah. Bravo Kuma, bravo, recupero bene. Non aver pazienza, pazienza. Fallo. Guarda cosa mi ha messo, Dio. Quando conta la mettono sempre loro. Che nervoso. Godo. Questo gioco è bellissimo, ragazzi, ti stressa. Eccola là, veramente sul corpo, sbagliata. Niente, quando conta non sbagliano mai, cioè è dura così, È duretta così. E nonostante i miei perfetti, lui la mette perfetta. Ma cosa ho salvato? Era persa questa. Mi salvo anche questa da fenomeno. Me la merito però, dai. Me la meritavo. Va bene. A me non sembra di giocare male, ma loro sembrano sempre avere il colpo perfetto. Cioè, Fiori, va bene. Devo migliorare i servizi, Fiori. Porco Diaz. Sono nervoso adesso, perché non ne vedo che non ne vengo fuori. Sono un bel servizio.
Se servo bene. Se servo bene. Belle secondi ho fatto. Ne sbagliane qualcuna però. Dai. La prende questo, ho paura. Non ci credo. Non ci credo, la salva perfettamente. Oh là. No! Anche questa. Beh, vabbè, dai, però. No, è impossibile. Possono però già, questi scandali salvarle così, non vincerò mai niente. Il cume nervoso. Fanculo. Scusate. Out, ovviamente. Ma sta giocando di rabbia. La salva da fenomeno. E la stecca da coglione. Niente, quando conta non la sbagliano mai. È impossibile, ragazzi, è impossibile. Dura prenderle così sempre, però. Out, ovviamente. Ma vedi che prendono palle impossibili. Bello questo. Bravo, dai. Non ci credo. La salva. E ce la fa. No, sto schizzando malissimo. Ogni volta loro si salvano sempre. E dopo fanno il tiro della vita. Vabbè. Non posso abbassare la difficoltà, sarebbe troppo. Un'umiliazione. Ma i miei perfetti non contano niente, eh? I miei perfetti non contano un cazzo. E perdiamo il primo set. Va a cagare. Non ne vinciamo mezza. Perché i miei perfetti non contano? Adesso che ho dei parametri migliori anche. Beh, certo. No, vabbè. Non ho parole, ragazzi, per descrivere l'ennesimo torneo perso. Impossibile. Impossibile giocare con questo. Raga, mi dispiace, ma sarà un primo anno di sole sconfitto, ho paura, eh? Vabbè, basta, ingiocabile, ingiocabile. I miei perfetti non contano.
Dov'è che sbaglio? A parte nel tempismo di adesso. Però anche i miei perfetti non contano un cazzo. Oh, alleluia. Bello. Sulla terra rossa sono stato vicino a vincere, ma... un po' di fortuna che sbaglia dei colpi decisivi. Cioè, è impossibile che nei colpi decisivi sti stronzi non sbagliano mai. Bello, vedi, sempre così lo ritirare. Fallo, ovviamente. Ecco. Non riesco a fare, c'ho un game perfetto. Che bello. Da 40 a 15. Da 40 a 15. Ma porco Diaz. Ah, di sé, ciao. Basta, il cume è andato. Altra sconfitta, 0-6. Che streak, ragazzi. La streak fenomenale di Veneziano. Niente, non ne metto più una. Boh. Io ci metto anche il cuore, ma... Dai, a sto punto sono curioso di provarne una, non posso perderle tutte, di provarne una meglio, forse non è ancora il mio livello a sto punto, comincio a pensare che se ne perdo tutte è veramente ridicolo. Ne proviamo una magari. Sì, beh, è andata questa, dai. Vedere un po' sulle volée. C'è da dire che lui è una merda sulle volée. Mamma mia come gioca. E altra sconfitta. Ascolta, proviamone una meglio, voglio capire. Ecco, normale. Normale, ok. Ci facciamo un allenamento. Fatemi capire, scusa, due terreni prova bronzo, due terreni di prova bronzo, con due sezioni con bersaglio bronzo. Proviamo Amsterdam e vediamo col livello, sono curioso, livello 15, quindi sulla carta questo devastante, dritto scarso però. Vediamo quanto cambia. A sto punto sono curioso, non ce la faccio più. Dai.
Ok. Bello, bravo, perché scappa? Vedo già che sbaglia di più. Vedo già che sbaglia di più. Sì, sì, è un altro gioco. È un altro gioco. Beh, sbaglia tutte. No, no, c'è proprio una differenza abissale. Bello. Un altro sport. Guarda quanto ne sbaglia. Troppa differenza però. Sì, torniamo sicuro difficile, però almeno dai. Ho bisogno di una botta d'ossigeno perché posso perdere tutto bello questo. Sì. Un altro sport. Beh. Me l'abbiamo capito che è proprio normale. Ma teoricamente. Salvo cataclismi dovremo vincerla. Bello. Oh yes, no. Incredibile, però qualcuno è... Ok, ciao. Ora direi di saltare e di arrivare alla fine perché voglio fare un'altra difficile. Stico 3-0, 2-0. Adesso abbiamo capito. È normale, siamo comunque forti. Dobbiamo giocare difficile, quindi questo serve solo per questa sicurezza. Dai, abbiamo vinto. Abbiamo fatto una vittoria perché volevo vedere cosa succede, grazie. Che bello. Andiamo ai quarti, adesso torniamo subito con difficoltà difficile. Oh, che bello. Buono. Ecco, magari ci serve per l'anteprima. Qualche colpetto. Adesso faccio un... vai. Basta. Guardalo, finalmente ha fatto qualcosa di bello nella sua carriera il Q. Bravo. Pian pianino. Boh, adesso andiamo avanti. Abbiamo aspetta, un messaggio. Finalmente una vittoria. Ok. Semifinale, però aspetta. No. Scusa, non posso cambiare la difficoltà. Dimmi che posso cambiare perché... niente. Avversario. È impossibile che non possa cambiarla. Ah, che palle. Lingua dell'audio. Niente. Che strano però. Andiamo così. Niente. Vabbè. Dai, mi tocca giocarla a normale, quindi se faccio un torneo...
Vediamo, ma ne sbagliano tante. Approfittiamone per provare colpi diversi. Insomma, però forse questo gioca meglio, eh? Vediamo, magari a normale in semifinale perdo, non è detto. Devo poter cambiare livello, non capisco perché non, è stranissima sta cosa, bello sto colpo. È già più tosta però di prima, eh. Bello, come cazzo? Mamma. Attenzione ragazzi, beh, se perdo in semifinale normale è preoccupante, vedete che è difficile vincerlo fra 30 anni. Dai, impegniamoci. Non è che devo migliorare tanto io, però sto soffrendo adesso. Si soffre anche è normale. Ai ai ai. Ho l'impressione di dover migliorare tanto, allora, questo non me l'aspettavo. Mamma mia. Non me l'aspettavo proprio, cazzo. Cioè, poi mi butta giù perché vuol dire che è difficile vincere un torneo forse al sesto anno. Ha sbagliato. Me le prende tutte, eh? Ecco. Questo è un errore pesante. Brutto. No, doppio fa. Solo io posso fare doppio fallo così. Che pippa obesa, ma no. Bello. Non ci credo. Sì, ho capito, ma si salva. Sembra un po' stracciato, però, eh. E sbaglio. Si fanno sti giocate a normale. Vabbè. Vai, dorme. Non mi aspettavo sta schifezza. Ero convinto a sto punto di vincerlo a mani basse il torneo. Bello questo. Bello. Dai. Beh, questo gioco ti stimola veramente a imparare bene. Bello. Dai, contro break. Buono. Bravo Kuma. Ah, brutto. Buono. Ma la salva. Ah, brutto. Non riesce ad arrivarci, stranissimo. Bella. Ah. Brutto. E sul mio servizio faccio cagare.
Buono questo. E la salva non so come, vabbè. Incredibile ananas. Perché lui è un po' ananas. Buono. Veramente un bel servizio. Non è ace, ma buono. Ah, brutto. Bello questo. E che cacchio ogni tanto. Bello. Sto brutto. E ancora si salva. Ancora si salva. E ce la fa. Incredibile. Ananas. Eh sì, Top Spin è un gioco facile. Me le prende tutte? Bruttissimo. Per forza non ne vinco mai difficile perché faccio fatica anche in semifinale normale. Qua devo crescere io e anche il mio giocatore di parecchio anche. Con un tiro così normale, però che sbaglio. Faccio ancora nel tempismo, devo avere delle... Meno male. Devo avere delle percentuali migliori, se no è chiaro che non ce la faccio. Bello questo. Come sono aperto bene il campo, gol. Ogni tanto qualche giocata la fa anche, però siamo punti sempre principalmente sul servizio dell'avversario. Cosa molto strana. Bello. Ma non basta. Ma va. Non ho parole. Quando dorme così bestemmia in croato antico. Non può salvarle sempre tutte. Ok. E se riusciamo a vincere sul nostro servizio... Yes. Ho messo pressione ad ananas. No, bello. Ah, peccato. No, che steccata, mamma mia. Che steccata. Dai, cerchiamo di andare sul 3-2. Bello. La salva. No, ma non puoi steccarla così. Niente.
Non si può vincere sul proprio servizio. Mi salva anche questo. Oh là! Dai, saremo anche l'altra palla break. Dai che forse l'ho messo in difficoltà. No. Buono. E anche questa non va bene. Dai. Aia. Fammi grazia. Dai, niente. Non sbaglia. E così me le tira. Meno male che a livello normale. Sporo, sto gioco impestato. Alleluia. Perché per il morale secondo me è una bella botta sto errore, speriamo. Che colpo, e si salva. E si salva, e invece no. Grandissimo colpo. Dai. Dai che magari andiamo in finale, ma ragazzi non è la finale regalata, eh. Deve essere il morale. Dopo non posso cambiare livello in corsa. Buono. Buono, buono, buono. Un po' stanco. Molto stanco lui sembra, è più di me, anche se in realtà la barra dice che siamo uguali. Dai, bello questo. Grande. Dai che serve un'iniezione di fiducia. Bello. Grandissimo colpo qua. Buono, che risposta ragazzi. Ecco l'errore. Dai che vogliamo il set. Che miseria. Qua sbaglia però. Come sono aperto bene il campo. Yes. Dai. Che sofferenza, fioi.
Buono. Dai che è stanco il bambinotto. Dai che il bambinotto è stanco. Che culo. Bello. No. Che brutto errore. Ma dai, dai. Doppio fallo sono odiosi. Che colpo, mamma mia. Bello. Dai, che stanco. Che sfigaro. Aia. Non molla, non molla. No, che brutta. E chiudi sto game. Salva anche questo. Controtempo. Bye bye, micio micio. Dai. Buono. Buono. Bello questo. Bello. Arca. Cosa ho messo? Non ci credo. Devo salvare anche questa. Bello. Dai, siamo in controllo adesso. Qui ad Amsterdam. Bello. È a pezzi lui, è a pezzi. È a pezzi ananas. Ulah. Dai, chiudiamolo su 3-0 e vogliamo in finale. Tutti i colpi sta sforzando lui, infatti è stanchissimo. Buono. Bello, la linea pura. Yes. Di poco. Bello. Brutto. Brutto. Aiuto. No. Ah. Non molla ananas. Che brutto, che brutto, che brutto. Bello questo.
Grande. Devo andare meglio qua sicuro. Ah, pensavo di chiuderla. Che colpo. Che colpo. Brutto. Dai, mettila niente. Ok. Questo game può vincere lui, eh. Sì, che sbaglio. Questo è il mio colpo, ragazzi. È stanco, è stanco. Match point. Dai. Bello. Ed è il finale, ragazzi. Una piccola soddisfazione, è vero. Abbiamo testato un livello più basso, ma sono soddisfatto, dai, non era facile. Siamo in finale, Beppe. Siamo in finale. Purtroppo non posso cambiare il livello, ma va bene così. E piano piano andiamo su. Raga, ci becchiamo. Siamo contro il britannico Sky Jackson, che assomiglia molto a me. E niente, un saluto dal Commendatore Veneziano. Ciao!